Siamo alla seconda edizione di La Fabbrica dei Libri, una rassegna importante per la nostra città voluta dalla Biblioteca Barat e dall'amministrazione comunale che coinvolge Officina OCM e Bibliofficina, oltre ovviamente alla rete bibliotecaria mantovana. È una rassegna importante perché vuole andare a fondo a capire come è strutturato un libro che è fatto da tante parti e da tanti laboratori e lavori sottostanti. Quest'anno il tema della Fabbrica dei Libri è il cibo, l'alimentazione. Il cibo e la lettura credo che siano due elementi fondamentali della nostra esistenza, due elementi che servono per nutrire il nostro corpo e la nostra mente, la nostra cultura. Possono anche essere entrambi motivo di consolazione, no? Il libro come consolazione, e anche il cibo sappiamo che d'altronde può diventare anche questo. Quindi un tema importante che andremo a approfondire appunto nella lettura, ma anche con laboratori didattici accompagnati da un aperitivo. Saranno appuntamenti allietati tra l'altro da accenti musicali che sono realizzati nell'ambito del Festival Trame Sonore e saranno realizzati anche alcuni eventi presso la Biblioteca Teresiana, un incontro di presentazione dell'ultimo romanzo di Silvia Truzzi, Il cielo sbagliato, che fa molti accenni tra l'altro alle tradizioni culinarie mantovane, e un incontro mostra con l'editore Tallone alla scoperta di uno degli editori che ancora gestisce la produzione libraria attraverso tecniche artigianali di grandissima precisione, purezza e pregio. Si può parlare di libri in tanti modi, ma è molto importante sentire anche proprio che cosa fanno gli editori, come scelgono il catalogo, come scelgono gli autori, come lo compongono, dove vogliono arrivare, che pubblico vogliono raggiungere, che cosa servono gli editor, delle figure che stanno dietro al libro ma che noi non conosciamo. E abbiamo 4 editori molto importanti che hanno fatto la storia dell'editoria italiana negli ultimi anni, le edizioni EO, che sono gli editori di Elena Ferrante, tanto perché voi tutti sappiate, e non solo. Poi Codice, un editore abbastanza recente che è molto impegnato nel campo scientifico, della divulgazione scientifica. Keller, che ci condurrà ad un percorso di lettura attraverso una degustazione di vini balcanici, perché loro sono molto attenti a quella zona dell'Est Europa. Poi Longanesi non avrei nulla da dire perché Longanesi è un editore storico, Leo Longanesi lo conoscono tutti, non a caso il titolo dell'incontro è proprio una frase di Leo Longanesi. E poi per concludere Bompiani, cioè per concludere in bellezza, un nome grandissimo. È uscito un libro, l'occasione sono anche libri usciti, come oggi che presentiamo il libro di Sandro Ferri, l'editore Presuntuoso, in un luogo così bello, piacevole, che vogliamo far conoscere, che i mantovani non conoscono ancora abbastanza.